coordinamento a livello regionale. È il futuro cui si intende giungere in Veneto per quanto riguarda la polizia locale, al fine di garantire un maggiore controllo del territorio e soprattutto risposte immediate ed efficaci ai cittadini. È questo quanto emerso nel convegno tenutosi a Padova sulla sicurezza urbana. Un momento di incontro e di ascolto, cui hanno partecipato sindaci, assessori alla sicurezza, sindacati e agenti, ovvero i primi baluardi di tutela e di lotta al degrado nel territorio, che possono dare un contributo fondamentale in vista di una nuova legge regionale. Serve una forte regia regionale, occorre che ci sia un coordinamento, una nuova organizzazione che sia calata su quella che è la effettiva realtà del territorio, che tenga presente di quelle che sono le specifiche esigenze di territori tra loro vicini ma magari molto diversi. Quindi veramente un sistema di sicurezza integrata che dia una nuova forza, una nuova struttura alla nostra polizia locale e anche un nuovo ruolo e una nuova importanza che oggi forse si è persa e trova un certo scollamento tra l'istituzione regione e quelli che invece sono le realtà sul territorio. Gli ambiti su cui verte la nuova regolazione che la Regione Veneto intende portare avanti sono l'organizzazione territoriale e funzionale della polizia locale e il sistema della sicurezza integrata. E non è un caso se per rilanciare il settore la Regione guardi con attenzione a quanto si sta facendo in materia proprio a Padova, dove è aumentato il numero degli agenti sulle strade, ma soprattutto la loro formazione. È una città che si sta dotando di una scuola interna permanente, che si sta dotando di strumenti, di attrezzature, di mezzi, anche per la formazione. Noi avremo fra poco un poligono nostro, avremo un centro, una scuola di perfezionamento stabile che è già partita, avremo un centro cinofilo come scuola, anche quella. Sono punte di qualità che mettiamo a disposizione della Regione, che presumibilmente potrebbe convenzionarsi con noi e far ripartire la scuola regionale, mettendo a disposizione queste esperienze, questi entusiasmi per tutti gli agenti, perché è importante avere agenti di polizia locale dalla provincia di Belluno a quella di Rovigo con una stessa formazione, una stessa capacità operativa.